Ha cristallizzato quelle che sono delle scene che sono note a tutti e per le quali credo nessun poliziotto in Italia vada fiero. Una pagina nera, quella alla Diaz, che la polizia non vuole negare. La condanna della Corte di Giustizia dei diritti dell'uomo, che parla di torture, trattamenti inumani o degradanti, lascia l'amaro in bocca, dimenticando che ci fu anche dell'altro, i Black Bloc e l'operato dei cortei che ha consentito loro di infiltrarsi. Genova non fu solo la vergogna, e insisto, la vergogna della Diaz e di Bolzaneto. Genova fu ben altro, fu anche un insieme di violenze poste in essere da altri gruppi organizzati che non erano evidentemente riferibili alle istituzioni e che non vorrei che interpretassero questa sentenza come una soluzione del loro operato. Da Gugliaro intanto Arnaldo Cestaro, una delle vittime di quella terribile notte e promotore dell'azione davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, non ne fa una questione di soldi, di risarcimento per il danno subito, è più una questione di principio, di democrazia. Noi vogliamo il reato di tortura applicato nel nostro paese che si chiama Italia. Questo è una legge chiara, dimostrativa, che è un paese che ancora può risorgere. Nei suoi occhi c'è ancora il ricordo delle urla, delle botte, la paura e il tanto sangue. Ho visto una mattanza in diretta che non ne auguro a nessuno al mondo di vedere queste cose, a tutti questi giovani massacrati. Da quel luglio 2001 sono passati 14 anni e molto è cambiato. È stato creato l'Istituto per la formazione dell'ordine pubblico. Dove viene fatta una formazione molto ferma nello stabilire dei principi cardine fondamentali, e cioè che il contatto con gli antagonisti è assolutamente da evitare. L'effetto è stato quello di Val di Susa, dove questa volta a prendere le botte sono stati i poliziotti, per questo a difesa chiedono un ulteriore passo. Quello che ancora manca da fare è dotare i poliziotti di strumenti in grado di rendere ancora più improbabile il contatto fisico. Faccio riferimento alle bombolette di gas peperoncino urticante che sono in libera vendita, che però curiosamente e paradossalmente non possono essere utilizzate dai poliziotti.